Buon pomeriggio a tutti, bentornate e bentornati a Educhiamoci, Giornate per l'Educazione, il festival organizzato dal Comune di Vittorio Veneto, assessorato alle politiche scolastiche, in collaborazione con IM Servizi. Ringraziamo come sempre i molti enti che hanno concesso il patrocinio e i numerosissimi partner e media partner che sostengono a vario titolo la nostra iniziativa. Trasmettiamo sempre in diretta dalla scuola secondaria Lorenzo da Ponte di Vittorio Veneto, trasmettiamo sul profilo Facebook di Educhiamoci e sul canale YouTube del Comune di Vittorio Veneto. Quindi salutiamo anche le persone che ci stanno seguendo da tutta Italia, insegnanti, genitori, educatori, anche delle scolaresche, soprattutto al mattino con i loro insegnanti. Li ringraziamo per questa partecipazione e ringraziamo anche tutti quelli tra voi che ci stanno sostenendo, intervenendo durante le dirette, ponendo domande ai nostri esperti o facendo i vostri commenti per iscritto, oppure anche condividendo la nostra iniziativa sui vostri canali social. Vi ricordiamo che tutto il programma dell'iniziativa è scaricabile dal sito www.educhiamocivittorioveneto.it, dove trovate anche tutto il materiale delle trascorse edizioni. Il titolo di questa terza edizione, come ormai sapete, è Ci vuole coraggio, un titolo che abbiamo scelto perché ci sta veramente a cuore l'educazione, la parola coraggio contiene al suo interno anche la parola cuore, e poi perché il coraggio è ciò che ci fa andare oltre le nostre paure, superare gli ostacoli ed essere auspicabilmente educatori migliori. Qui con noi questo pomeriggio abbiamo due graditissime ospiti. È con noi come ospite in sala la dottoressa Letizia Cavallini, che è dirigente scolastico dell'Istituto Alberghiero Alfredo Beltrame di Vittorio Veneto. Benvenuta. Buonasera, grazie. Volevo ringraziare per l'invito a partecipare a questo importante momento di riflessione, di cammino culturale sul tema dell'educazione. In quanto dirigente scolastico, per me è un tema particolarmente importante, quindi ringrazio tutti coloro che hanno pensato a questo percorso per noi. Grazie. Grazie a lei, dottoressa. Al termine dell'intervento del nostro esperto di oggi avrà modo di aiutarci a fare una prima riflessione ed eventualmente porre anche le prime domande. E poi abbiamo un'altra gradita presenza perché ci ha raggiunti da Roma Anna Rita Leobruni, che è assessora alle politiche educative e scolastiche del quarto municipio di Roma, che è venuta a trovarci e a onorare il nostro festival con la sua presenza. Benvenuta, grazie di essere qua. Allora, grazie a voi. Volevo fare i saluti da parte del municipio quarto, del presidente del municipio Massimiliano Umberti, del comune di Roma. Il nostro municipio, ne parlavamo prima, ha 189.000 abitanti, quindi rappresentiamo una città. Ringraziamo la città di Vittorio Veneto e l'assessora Caldarta Antonella perché ci vuole coraggio a parlare di educazione, soprattutto in questo contesto storico dove c'è tantissimo disorientamento sia dei genitori, delle famiglie e delle comunità. Questo evento che viene trasmesso in tutta Italia è importante perché diciamo racchiude una comunità. Si dice anche che per educare una comunità ci voglia un villaggio, questo è un proverbio africano. Questo villaggio voi lo state facendo vivere attraverso il remoto qui a Vittorio Veneto, ma in tutta Italia. Anche io nel mio piccolo ho inviato i vostri link alle scuole del territorio e quindi agli istituti comprensivi, che sono 15 istituti comprensivi, quindi, e i servizi educativi di Roma Capitale del quarto municipio. Perché questa collaborazione che nasce tra i comuni sull'educazione fa rete, una sorta di comunità educante più grande su cui tutti i comuni stanno lavorando. Per questo vi faccio i complimenti, non voglio rubare tempo poi all'intervento, faccio i complimenti a voi di Educhiamoci, a tutti i professionisti che si sono impegnati per divulgare la cultura dell'educazione. Ci vuole coraggio, questo coraggio ce lo diamo facendo rete, quindi avete tutta la mia disponibilità magari per farlo anche nel mio municipio e quindi a Roma. Grazie mille. Grazie a lei, veramente molti punti chiave che lei ha colto perfettamente, perché l'idea di fare rete e di divulgare la cultura educativa è assolutamente alla base del nostro festival, che non a caso si chiama
educhiamoci noi per primi adulti. Ha citato anche il disorientamento adulto, ecco, del quale noi vogliamo prenderci cura con questa iniziativa e in modo particolare nel corso di appuntamenti come quello appunto che sta iniziando in questo istante, perché il titolo di questo incontro del pomeriggio è Rivoluzione educativa, occupiamoci delle fragilità degli adulti. Non è più pensabile lavorare con i bambini e i ragazzi senza comprendere come dietro le loro spalle ci siano anche dei genitori di cui bisogna prendersi cura, dei genitori che in qualche maniera vogliamo aiutare ad avere maggiore coraggio nell'essere adulti ed essere significativi come educatori. Per fare questa cosa tutti insieme, in rete appunto, abbiamo oggi il contributo d'eccezione di Matteo Lancini, che è in videocollegamento con noi da Milano. Benvenuto, dottor Lancini. Il dottor Lancini è psicologo e psicoterapeuta, è presidente della Fondazione Minotauro di Milano, è docente presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università Milano Bicocca e presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università Cattolica di Milano. È autore di numerose pubblicazioni sull'adolescenza, ma si occupa appunto, non solo oggi e non solo con noi, della fragilità degli adulti. Quindi vi auguro buon incontro e lascio la parola al dottor Matteo Lancini. Sì, buonasera, grazie per l'introduzione, grazie anch'io all'organizzazione, al Comune di Vittorio Veneto. Proverò, come richiesto dagli organizzatori, a trattare in circa 40 minuti, massimo 45, la tematica, o meglio, il giustificare il titolo dell'intervento che abbiamo concordato. È già stato detto da chi mi ha preceduto che oggi viviamo in un contesto sociale, culturale, in una immersione di stimoli provenienti dalla quotidianità collegata dalla rete, da una cultura mass mediatica pervasiva, che ovviamente rendono molto complesso, come è stato detto, il ruolo educativo che peraltro, come proverò a dire, non è solo una questione legata alla famiglia o alla scuola. Teniamo ampiamente in considerazione il fatto che oggi i bambini crescono immersi in un bagno di modelli di identificazione che gli adulti ovviamente devono gestire, ma che non hanno più a che fare solo con la scuola e la famiglia come era in passato, dove si cresceva appunto molto di più dentro le relazioni quotidiane fuori dalla rete, dove si cresceva un po' più in famiglia, ma oggi i bambini crescono immersi in un bagno di relazioni coetanee e quindi è aumentato a dismisura il potere orientativo dei coetanei a partire dalla più tenera età, è aumentato il potere orientativo di internet, di canali monotematici televisivi, e quindi il tema, come dire, centrale è che oggi i modelli, direi, di identificazione alle nuove generazioni non passano solo attraverso la famiglia e la scuola, ma passano sempre di più attraverso anche altre agenzie che non hanno mandati, come dire, educativi, ma hanno altri tipi di mandato. Dico questo perché il tentativo di discutere intorno alla questione della fragilità adulta è fondamentale, deriva da un convincimento non solo mio, ma di molti colleghi, anche all'interno di numerosi tavoli che sono nati e iniziative a seguito della pandemia, sul fatto che oggi prendersi carico della fragilità dei ragazzi e degli adolescenti in particolare, ma in generale delle nuove generazioni, senza prendersi in carico della fragilità degli adulti, sarebbe appunto come essere in presenza di una barca che imbarca acqua da una falla enorme e svuotare col cucchiaino l'acqua nella barca, non prendendo in considerazione l'enorme falla dalla quale imbarchiamo dell'acqua. In cosa consiste questa fragilità? Allora, questa fragilità, lo dico adesso, spero sia chiaro, è una fragilità che io tendo a sottolineare per cercare di lavorare su una enorme responsabilità che la famiglia e la scuola in particolare, ma chiunque ha un ruolo educativo dovrebbe avere. Non è un tema di colpa, perché già il tema ci tornerà centrale, il tema ma noi cosa possiamo fare, in cui ci dobbiamo difendere, ma in cui considerare
che come genitori, come insegnanti, noi facciamo parte di un contesto appunto molto complesso, molto articolato, che nel corso degli anni però ha fatto sì che perdessimo di vista in qualche modo, io la devo un po' estremizzare, sarebbe più complicata ma avendo poco tempo, perdessimo di vista il nostro interlocutore, cioè chi abbiamo davvero davanti. Direi che la fragilità adulta oggi consiste nel fatto che in una società che da tanto tempo è considerata individualista, una società che non vede l'altro, mai mi sarei immaginato che questa incapacità di vedere l'altro finisse per mangiarsi anche il ruolo affettivo di madre, padre, insegnanti che adottano molto spesso interventi educativi, interventi formativi in questa complessità che ho già sottolineato, dicendo che lo stanno facendo per l'altro, ma che in realtà sono più motivati da una necessità di sentire di fare qualcosa di autorevole, di dormire sonni tranquilli, di aver svolto il proprio ruolo, perdendo di vista il proprio interlocutore che è appunto l'altro, cioè chi abbiamo davanti davvero. Questo tema della mancata identificazione con l'altro, che non è un processo psicologico, è un processo umano, oggi è potentissimo in una società come dire, dove appunto alla sparizione dell'altro è seguita poi proprio una dimensione in cui si fatica enormemente a porre questa domanda: ma chi sei davvero tu? Cercando molto spesso categorie, soluzioni, ricette, meglio se 10 ricette perfette, non tenendo in considerazione che, come ben sappiamo, chi ha più di un figlio lo sa, che i figli sono unici e meritano genitori diversi, anzi diventiamo genitori in base alle differenze dei figli, per quanto si vive in una comunità, e che ogni bambino ha un bisogno educativo speciale, non è che necessariamente deve essere una categoria, basterebbe chiamarli bisogni educativi normali. Ma nella pressione che sia i genitori che gli insegnanti, che gli educatori vivono in questo contesto complesso, questa operazione, che non è un'operazione semplice, ma un'operazione fondamentale, viene persa di vista in nome di interventi educativi, spinti a sentire di aver fatto bene il nostro mestiere, che poi noi inevitabilmente chiamiamo come educazione, norma, limiti, no, che aiutano a crescere. Questo tema quindi della fragilità adulta, sul quale tornerò anche ovviamente sulle cose che secondo me sulle quali bisogna lavorare, origina, come dire, chiede forse appunto un breve excursus perché riguarda proprio il modo di guardare ancora oggi alla sofferenza, al disagio, ma anche alla normalità delle nuove generazioni, secondo a mio avviso degli stereotipi che sono più legati a una vita del passato. Allora provo a dire qualche cosa su questa fragilità adulta, essere adolescenti nell'epoca della fragilità adulta, ma che parte da bambini, che è un po' anche, che anzi è il focus di questo libro che ho scritto e di cui a breve dirò il titolo, proprio per giustificare quello che intendo dire con il fatto che oggi non siamo più neanche in una società narcisista ma post-narcisista. Allora, il breve excursus è questo. I bambini crescevano in passato all'interno, se andiamo indietro negli anni, qualcuno lo ricorderà, in una famiglia normativa o tradizionale, non dedico tanto tempo a questo tema ben noto, una famiglia dove si veniva al mondo, si guardavano i bambini e gli si diceva devi obbedire. Era anche una società e basta, era già finito l'intervento educativo, al limite prima il dovere e poi il piacere. Questo modello di crescita, come sapete, era quello che dava vita poi a un passaggio adolescenziale, soprattutto se pensiamo che quell'epoca era un'epoca sicuramente non solo pre-internet, ma in una società più sessuofobica, una società dove il desiderio e la possibilità di esprimere se stessi da bambini veniva molto limitata dal modello autoritario, potremmo dire, del padre di famiglia, no? Dal punto di vista non solo reale ma anche simbolico. Allora, quel modello, come sappiamo da diverso tempo, è entrato in crisi ed è un modello che non ha più riguardato il modello di educazione della famiglia, anche di una società che a seguito di tanti cambiamenti guarda il bambino non come appunto una tabula rasa nella quale mettere dentro tutto ciò che è giusto e sbagliato, ma come un soggetto che doveva essere lasciato, che poteva esprimersi, un bambino più relazionale, insomma tematiche ben note. E nel corso degli anni, anche qui devo accelerare, ha preso piede invece una forma di educazione, che è quella di una famiglia più affettiva e relazionale, con tanti vantaggi, che ha dato vita poi nel modo di crescere degli adolescenti a forme di appunto attraversare l'adolescenza molto diverse, che non riguardano solo la famiglia, ma riguardano una società. Quindi se in passato avevamo un modello tradizionale normativo che caratterizzava poi il passaggio adolescenziale, in qualche modo la gestione quindi educativa, oltre che
anzi affettiva in prima dei genitori, ma dentro una tematica anche educativa di scuola, famiglia, guardava l'adolescente appunto del passato come un adolescente trasgressivo, oppositivo, che aveva nella liberazione del proprio sé, mitigato dall'infanzia, il proprio obiettivo e quindi anche l'espressione del desiderio della sessualità. Da diversi anni il modello invece, come dire, dell'adolescenza non è più questo modello che dava vita al famoso soggetto adolescenziale edipico, ma si parla, e lo sanno tutti, di un soggetto più narcisista. Cosa vuol dire? Vuol dire che questo passaggio dalla famiglia tradizionale normativa a una famiglia più affettiva, più portata a relazionarsi, a una società che vede il bambino con maggior favore, più figli unici, ai quali bisogna anticipare tante esperienze, che devono precocizzarsi. Voi sapete che oggi i bambini a 8 anni si vestono come ci vestivamo noi all'ultimo anno dell'università, ma non solo, a breve il primo pigiama party lo si farà in uscita dalla nursery, già c'è il pigiamino, un'anticipazione delle esperienze, i bambini a cui vengono avvicinate tante risorse, ha portato a quello che oggi viene ancora, ahimè, ma non è più sufficiente, comunque considerato il modello che ha a che fare appunto con l'espressione sia della fisiologia della crescita dell'adolescente sia del disagio, cioè il soggetto narcisista. Se in passato dominava il superio, la norma, la colpa, questi modelli di anticipazione delle esperienze, di una società molto competitiva ideale, della società dei canali monotematici 24 ore al giorno che trasmettono cartoni animati, della società di internet, della società della popolarità a tutti i costi, perché i genitori cercano in tutti i modi di socializzare il figlio. Oggi è inutile negarlo, per un genitore lo sa, se un figlio alle scuole primarie al primo anno non è invitato a una festa di qualche compagno di classe, un dolore enorme colpisce i genitori. Ha portato a quelle che sono il funzionamento di ragazzi che attraversano l'adolescenza non più in maniera trasgressiva e oppositiva, ma che attraversano l'adolescenza avendo a che fare con un interlocutore che è l'ideale dell'io elevato, costruito durante infanzie, trattati, questo dicono un po' la letteratura, si diceva, come un cucciolo d'oro, che arrivato poi all'adolescenza doveva fare i conti appunto con i limiti dettati dal fatto che il corpo su cui lavori 8 anni vestendoti come un adolescente non è il corpo definitivo, si chiama, e da tanti anni è nota questa definizione, un'anticipazione della pubertà psichica sulla pubertà fisica, cioè il soggetto anticipa l'esperienza e poi ti arriva il corpo che ti dà Dio madre natura in adolescenza quando hai le trasformazioni corporee e devi fare i conti con quel corpo lì e non con quello atteso. In più grandi aspettative di successo, grandi risorse avvicinate, ti sono state fatte fare 2 attività alla settimana, meglio se una sportiva e una più musicale, espressiva, poi non deve mancare il laboratorio creativo espressivo del sabato, della domenica. Insomma, questo modello ha portato a far sì che negli ultimi anni l'adolescente edipico sia scomparso, la trasgressione non esiste più da decenni. Quando sento dire che gli adolescenti sono trasgressivi, sì, forse ai tempi appunto di mio padre o forse ancora un po' della mia di adolescenza, ma da diversi anni non c'è più un adolescente trasgressivo. Qualsiasi comportamento, compreso il consumo di cannabinoidi, hashish e marijuana, ha perso qualsiasi valenza trasgressiva o positiva, è solo nella mente degli adulti, rimane fuori legge, ma per i ragazzi ha un consumo anestetico, antidolorifico, antinoia, antitristezza. Insomma, abbiamo avuto quello che è l'adolescente appunto narcisista, in cui poi leggiamo le espressioni, no? In questi anni del disagio adolescenziale ben note, non a caso. L'ideale elevato crolla e cosa fa l'adolescente? Avendo come interlocutore l'ideale ipertrofico, la sensazione di non essere bello, popolare, attacca se stesso, è in preda a un sentimento di inadeguatezza, di vergogna, che fa sì che negli ultimi anni, come sappiamo, la modalità elettiva, fermo restando che poi per la stampa in generale c'ha più impatto, anche per la cittadinanza, risse per strada, eventi drammatici come quelli di cui hanno parlato tutti i giornali queste estate, terribili, violenze, stupri, via dicendo. In realtà la gran parte, la modalità elettiva dell'espressione del disagio in questi anni, e chiunque lavori nelle neuropsichiatrie, nei servizi pubblici, nei servizi privati come il mio sa, è sempre stata quella già prima della pandemia,
di attaccare se stessi, quindi il disturbo della condotta alimentare femminile, il ritiro sociale maschile, il famoso fenomeno degli hikikomori giapponese che è arrivato con caratteristiche proprio in Italia da diversi anni, i tagli, i tentativi di suicidio, i grandi rimossi della nostra società, il suicidio di cui non si parla dicendo che se ne parli istighi i ragazzi, invece dovremmo aprire ogni giorno la lezione a scuola parlando di suicidio e parlarne a tavola invece di essere impegnati a spegnere i cellulari ai nostri figli che crescono in questa realtà, piuttosto a chiedergli se davvero pensano di vivere o di morire. Ma e qui mi avvicinerò piano piano alla fragilità degli adulti, ma comunque sia, questo è stato la grande, diciamo, le lenti attraverso le quali sono state guardate giustamente oggi, no? Nella società narcisista, il narcisismo, appunto del narcisismo, le problematiche, le sofferenze adolescenziali. Ora, perché questo? Perché, ahimè, questa griglia di lettura, che ancora sento, penso importante, non è più, e da diversi anni ce ne accorgevamo, ora non sto a dire attraverso quale osservatorio, ma comunque sia l'attività clinica, il modo di soffrire, sia attraverso le ricerche dei ragazzi, non è più sufficiente, secondo me, per spiegare il funzionamento affettivo, psichico e la sofferenza degli adolescenti, o forse appunto non è questa. Cioè, in poche parole, ed è qui che inizia parlare della fragilità adulta, questo grande paradigma per cui agli adolescenti sarebbero stati dei bambini come dei cuccioli d'oro cresciuti in una società, in una famiglia che li ascolta tantissimo, in una scuola molto attenta a favorire i loro processi espressivi, fa parte di una narrativa, come si suole dire, che a mio avviso non è più tollerabile, non risponde alla verità di che cosa significa oggi crescere in questa società dissociata e in una società che, nonostante dica di essere a misura del bambino, come è stato testimoniato anche durante la pandemia, dei bambini e degli adolescenti si interessa molto poco. Guardate, voglio essere chiaro, noi abbiamo un modello di presa in carico, chi conosce il Minotauro lo sa, sia nella sua sede principale di Milano, sia quella di Padova, no, che considera i genitori principali coterapeuti, e lavoriamo da tantissimi anni coinvolgendo le scuole, anzi alleandoci alle scuole. Quindi non pensiate, per chi non mi conosce, che siano le parole di uno psicoterapeuta sedotto dalle nuove generazioni, è il contrario, è da chi si identifica da tanti anni con gli adulti, fa questa attività oltre che con gli adolescenti, e mai si sarebbe immaginato di incontrare una fragilità degli adulti che posso ben rappresentare attraverso proposte dissociate che riguardano la crescita di bambini e adolescenti odierni. Quindi, in poche parole, non siamo più nell'epoca del narcisismo, come ho provato a scrivere nel libro, siamo in una società chiamata post-narcisista, non sapendo, come sapete, come chiamare. Quando c'è il moderno, dopo si chiama postmoderno, e dopo il narcisismo, post-narcisismo, chiamatela come volete, ma dove bisognerebbe smetterla di raccontarci che abbiamo educato queste generazioni mettendo al centro il bambino e l'adolescente e invece ci siamo più impegnati a sentire che stavamo facendo gli adulti noi significativi, e questo, come ben capite, è proprio il segnale di una fragilità, come capita a tutti, no? Cioè, quando sei troppo fragile non puoi vedere l'altro, o al limite l'altro gli chiedi di andare a soddisfare una tua esigenza di sentirti adeguato. Nelle forme più violente il bullismo, no? È una forma di un ragazzo molto fragile che cerca un ragazzo che nella comunità è visto come fragile, altro che diverso, perché i bulli attaccano ciò che c'è di più simile a sé, non chi è diverso, e metti a tacerlo proprio perché rappresenta quelle fragilità. Non lo vedi se non in funzione di te. Allora dico questo perché, e qui il titolo del libro, in questi anni è come se avessimo chiesto ai ragazzi, ai bambini, di crescere essendo se stessi a modo loro. Il titolo del libro, infatti, Sii te stesso a modo mio, essere adolescenti nell'epoca della fragilità adulta. Cosa vuol dire? Vuol dire che il narcisismo portava a non vedere l'altro. Nel post-narcisismo la mente dell'altro viene invasa, come dire, si sovraintende il funzionamento dell'altro dicendo che lui funziona esattamente come diciamo noi. E voi capite che questo, quando accade a bambini che si iscrivono al primo anno della scuola primaria o a bambini in famiglia, è un tema molto importante, perché ha a che fare moltissimo con che cosa significa aiutare a costruirsi un'identità.
che vi ricordo comunque va sostenuta intanto che si educa, intanto che si norma, intanto che si fanno rispettare le regole all'interno della famiglia o della scuola o della comunità di appartenenza. E, i bambini oggi crescono in realtà all'interno di questo mandato paradossale di adulti che, mentre dicono che educano, chiedono ai propri figli e ai propri studenti di essere se stessi ma a modo nostro. Qualche esempio, ne potrei fare mille, parto dalla famiglia. La famiglia ascolta poco i bambini e gli adolescenti. Non ho mai sentito un'affermazione più impropria di questa. La famiglia odierna ascolta i figli molto di più di quanto fossi ascoltato io, e non vi dico di quanto fosse ascoltato mio padre, che mio nonno non sapeva manco quanti figli in casa, figuratevi se li ascoltava. Il problema è se è in grado di sentire chi ha davanti. Il problema è se è in grado di tollerare quei fallimenti, quegli inciampi, quei dolori, che non riguardano l'aspettativa solo dei genitori, ma che riguardano proprio la vita, la crescita, la possibilità di esprimere tratti di una personalità nascente come quella di un bambino, che invece oggi si fatica enormemente ad ascoltare. La scuola alimenta competizione a partire dai primi 10 giorni di scuola. Non tutte le scuole, insomma, adesso devo sempre generalizzare, qua lo dico, gli adolescenti e i bambini non sono una categoria ma persone. Scuola, credo che in Italia ci siano più di 41.000 plessi scolastici, ognuno funziona a proprio modo. Però, come sapete, in molte scuole primarie ancora oggi c'è la moda di dare al 13° giorno, quindi dopo 13 giorni dall'inizio di un percorso che durerà 13 anni, bollini rossi e bollini verdi, dicendo che servono a valutare, oppure nella variante smile con la corona o smile senza corona. E dal 13° giorno di scuola il bambino esce da scuola, guarda la mamma, gli dice: guarda, ho preso lo smile, e la mamma dice: bene, però altri hanno preso lo smile dalla corona. La madre è distrutta, sfarfuglia, lo si vede in faccia, frasi del tipo: ma a me interessa che tu ti sia impegnato, come se il figlio fosse il marito a cui può raccontare tutto quello che vuole. Da quel giorno in poi la scuola insieme alla mamma ha chiuso qualsiasi, come dire, spinta a favorire l'apprendimento da parte di bambini che vogliono solo portarsi a casa la corona, cioè portare a casa il voto, il malloppo, e aumenta la competizione. La scuola è uno dei luoghi che alimenta la competizione a partire dal primo giorno, poi vieni convocato da qualche insegnante che ti dice: ma i vostri figli sono tutti competitivi, ti aspetteresti dicendo: stiamo dando bollini rossi, bollini verdi, smile con corona, smile con corona da 6 mesi, centreremo, e in tutti devono dire che non è vero, è colpa o di internet o dei genitori o della società sportiva. E anche questo è interessante, altra società dissociata. Le società sportive oggi hanno la squadra A, B e C, anche l'oratorio alla squadra A e B ormai praticamente. Eppure se un bambino della squadra A in una partita non vuol passare la palla a un compagno perché lo vede che in quel giorno non è in forma e debole, viene sgridato l'allenatore, gli dice: passa, no, non gliela passo, se no ci fa perdere. Ah, ecco, vedi, sei competitivo, vai nella squadra B. Ma come, avete detto che dovevamo vincere nella squadra A? No, stai zitto, cresci nella società del sì te stesso a modo mio. Quello che abbiamo fatto in questi anni poi col corpo dei nostri figli è incredibile. Noi li abbiamo spinti a utilizzare, a virtualizzare le esperienze. È inutile che vi dica che uno dei più grandi cambiamenti nella rappresentazione del modo di educare i figli, in cui la scuola, ahimè, per paura anche di denuncia è andata dietro, è che il corpo non si deve muovere e non deve frequentare una società. Noi parliamo qui, è un festival dedicato all'educazione, sapete che uno dei più grandi temi clamorosi è stato il fallimento completo dell'alleanza tra scuola e famiglia, nonostante tutti questi competitors. Potrei elencare gli articoli che scrivevamo negli uffici scolastici regionali che non sono stati, ovviamente, non si è riusciti a concretizzare tranne qualche patto di responsabilità. Oggi la scuola e la famiglia non hanno capito che hanno tantissimi competitors da combattere e si alleano invece su un unico che considerano il competitors, e anche qui è una società dissociata che sarebbe il cellulare o internet, ma tornerò su questo. E dicevo che noi abbiamo preso il corpo dei nostri figli e l'abbiamo completamente messo sotto sequestro da diversi anni, cioè tutte quelle esperienze che noi facciamo fare, comprese quelle che dicevo prima. Poi non può mai mancare il nuoto, assolutamente, l'ha detto il pediatra, lo facciamo per te. È da anni che vedo migliaia, ormai milioni di bambini trasformati in pesci, in rani, anfibi per esigenze degli adulti che dicono che lo fanno per loro. Poi alcuni a 13 anni giustamente andranno dai genitori a dire: ma perché mi hai fatto fare la vita del pesce che volevo essere un essere umano? Non tutti però purtroppo ci riescono. Bambini che non possono tornare da soli da scuola da tanti anni, in una società
decisamente meno pericolosa di quella che ho frequentato io, dove c'erano le stragi di Stato e i morti per motivi politici in strada, e dai 7 anni in poi tornavi da solo e combattevi delle battaglie in cortili e in giardini in Italia, oggi chiuse da tanto tempo, e che, lo dico sempre, mi consentivano, in un'epoca di vere pari opportunità e non di ideologie trasformate in pari opportunità, di mandare a casa tumefatte delle mie compagne di palazzo in interi pomeriggi in faccia, di pallonate prese in faccia come me le davano a me, ero tumefatto anch'io, nelle pari opportunità, in interi pomeriggi passati a giocare a palla avvelenata, palla a 2 fuochi o palla prigioniera. Il corpo dei figli è stato messo sotto sequestro, oggi vengono date delle note alle scuole primarie, che se fossero state date ai tempi negli anni 70 non avrebbero consentito all'insegnante di ripresentarsi a scuola, cioè la preside non l'avrebbe fatta entrare, la dirigente scolastica. Il bambino si muove, il bambino non sta fermo e via dicendo. E dicendo che oggi i bambini sono tutti irrequieti, mi domando se qualcuno ha frequentato le scuole degli anni 70, ma non di Milano, di tutta Italia, e i cortili degli anni 80. Il sangue scorreva copioso in tutte, la sala medica era piena così, e prima di darti la patente del bullo c'erano degli scienziati che avevano studiato cos'era il bullismo e non chiamavano bullismo qualsiasi cosa in nome di una propria angoscia. Oggi mi auguro che chi continua a chiamare bullismo quello che non è non lo faccia per portarsi a casa finanziamenti, ma lo faccia perché non ha studiato i libri sacri del bullismo che dicono che è una scienza, che ci devono essere delle caratteristiche, e noi oggi chiamiamo bullismo quello che ai miei tempi avrebbe portato a dire che io ero bullo 10 volte al giorno e 10 volte al giorno vittima dei bulli. Quindi c'è qualcosa che non va, perché come sapete è un funzionamento psichico questo. Noi abbiamo preso il corpo dei figli e abbiamo messo sotto sequestro. Questo è dipeso ovviamente da una comunicazione mass mediatica, ma dalla grande caduta della comunità educante di cui parlate, che cerchiamo sempre di ricostruire attraverso convegni. Io attraverso serate vado in giro per l'Italia, che è l'unica cosa che bisognerebbe fare, cioè riuscire a comprendere che bisognerebbe avere in mente una comunità educante, che però non è che si dovrebbe, la comunità educante quindi è caduta nel senso che negli anni 70, nonostante negli anni 80 ci fosse qualche casino in più, l'idea era che poi negli anni 80 è iniziato a venire meno, i figli fossero un po' i figli di tutti, non che contasse solo il tuo, e che se avevi un ragazzo difficile in classe era un'occasione di crescita per tuo figlio, non qualcheduno che lo disturbava a tuo figlio e non lo faceva andare avanti nel programma di matematica, magari in secondo anno delle primarie, i genitori che vanno a scuola, ma quei bambini così agitati non stanno fermi, fanno rimanere indietro la mia bambina nel programma di matematica, gente che andrebbe espulsa dalla scuola immediatamente, non i figli, i genitori, e non fatti rientrare più, come andrebbero da questo punto di vista, ahimè, ma li comprendo, portati in dirigenza insegnanti che scrivono che il bambino si muove, e meno male che si muove, è fatto per muoversi. No, si chiama educazione, deve stare immobile. Oggi un bernoccolo di un figlio, e lo dico come padre, equivale a una frattura scomposta dei miei tempi di una gamba e una tripla frattura scomposta ai tempi di mio padre, e oggi qualsiasi movimento è percepito come minaccioso in una serie di minacce reciproche e di problemi che fanno sì che, come provo a scrivere nel libro, un giorno devo interrompere una formazione perché suona il telefono della scuola di mio figlio primarie, ed è una simpatica, cioè gentilissima, che mi dice che a mio figlio ballava un dente, quindi gliel'hanno tolto e c'era un po' di sangue, se lo andavo a prendere perché il protocollo prevedeva questo, e molti genitori preferiscono andare lì, nonché accompagniamo i figli in città come Milano, dove i vigili alla mattina alle 8:30 presidiano ogni incrocio per proteggere i bambini, in 2 genitori, e li salutiamo come se partissero. Internet, di cui arrivo, è stato si è diffuso in questa maniera perché quelle esperienze di gioco e socializzazione che poi in preadolescenza portavano a battaglie di cortile, a quello che dicevo prima, palla avvelenata, visioni molto diverse, sono state vietate, no? Ben prima dell'avvento di internet, dalla caduta di una comunità educante e da un sequestro del corpo dei figli senza precedenti, che per non angosciare troppo la mamma e le maestre si sono spostati e vivono in videogiochi e social network, e noi diciamo che sono tutti dipendenti da quello. Vi faccio presente che il più grande spacciatore di internet, videogiochi e social network in Italia è la mamma, secondo tutte le ricerche serie, e cosa ancora più drammatica, sulla quale bisognerebbe ridere, io piango tutte le sere, da 0 a 12 anni, quindi la famiglia e la mamma, secondo proprie esigenze, prende il corpo dei figli, gli dice non rischiare se non per fare le iniziative che voglio me, virtualizzalo, e spaccia internet per controllare la famiglia fino a 0-12 anni. Dai 19 anni su in Italia, se non usi internet sei spacciato. Insegno in 2 università,
albicocca in cattolica, e se io trattassi i miei studenti come vengono trattati in alcune scuole fino a 6 mesi prima, sarei cacciato io dal rettore immediatamente, perché se non hai internet non ti puoi iscrivere, devi guardare le lezioni, tutti hanno il computer acceso, si vive in questa società che hanno creato gli adulti, ma dai 12 ai 19 anni la scuola italiana guarda internet con sospetto, tant'è che pure dopo la pandemia, invece di collegare tutte le scuole secondarie di secondo grado a internet ad alta velocità, rimangono l'unico ambiente non collegato in alcuni casi. Una cosa che dà un'idea di una fragilità adulta, ed è spacciato anche come educazione, cioè in una società dove diciamo ogni giorno che dovranno vivere in internet, che l'unico lavoro certo è il videogioco, ahimè la società che abbiamo creato noi, lo dicono i dati di ricerca dei giornali economici, dove dobbiamo contrastare la pornografia, dove dobbiamo educare al digitale, il luogo dove passano più tempo bisogna spegnerlo, perché sennò altrimenti copiano, non si capisce in che senso. Io trovo drammatico, qui lo dico, che le prove di maturità anche nel 2023 e ahimè da quel che sento anche nel 2024 a breve non saranno prove open internet, dove ai ragazzi sia consentito accedere a internet, intanto che avanza l'intelligenza artificiale, intanto che siamo nella società della procreazione assistita medicalmente, intanto che i ragazzi si cercano un futuro in una società dove altro che internet, con gli ovociti congelati e la procreazione, queste sono le prime generazioni che crescono in una società dove per la prima volta l'umanità, la sopravvivenza dell'umanità non è più legata all'atto sessuale, cioè l'atto sessuale non è più necessario alla sopravvivenza della specie, una straordinaria novità che cambierà proprio il modo di intendere la relazione, lo sta già facendo, col corpo, con l'amore, con la coppia, con l'idea di famiglia da parte delle nuove generazioni. Invece di educarli alla complessità nella quale tutti viviamo, gli si continua a dire che per il loro bene gli spegniamo il cellulare e gli chiediamo come 18 anni fa di metterlo in una cassettina, oppure che questo è l'intervento educativo. Potrei andare avanti sugli aspetti dissociativi che riguardano la fragilità adulta, ma arrivo a quello che voglio dire per dire qualche cosa su quello che c'è da fare. Bisognerebbe smetterla quindi di continuare a dire che il problema dei ragazzi è il fatto che sono cresciuti i bambini con il mondo al centro, i bambini, con il loro modo di essere. Bisognerebbe invece avere in mente che abbiamo generazioni, e questo è drammatico, che sono cresciute essendo se stessi a modo degli altri, cioè si sono presi carico della fragilità degli adulti che gli chiedevano, mentre li educavano, di non esprimere parti di sé. Questo è particolarmente drammatico, soprattutto se si continua col vecchio modello, perché questo è testimoniato poi dalla sintomatologia. Quello che dico è supportato dal fatto che oggi, quando incontriamo dei ragazzi, c'è una polisontomatologia, no? Che non era immaginabile. L'anoressia oggi è accompagnata anche da pensieri suicidali, una cosa inimmaginabile appunto, neanche nella società narcisistica, dove l'anoressia bastava come sintomo. Ragazzi che si ritirano, i ritirati sociali, e che vogliono anche morire, ma soprattutto, per farla più semplice, perché sennò entro troppo nell'area clinica, un'ansia senza precedenti. Chiunque frequenti un adolescente sa che oggi il problema è l'ansia, poi a qualcuno piace chiamarla l'ecoansia, e poi l'ansia, che non è l'ansia da prestazione della società narcisistica, come sento dire, ma è un'ansia che angoscia, è un'ansia legata al fatto che manca, ed è questo la polisontomatologia, degli aspetti identitari nucleari che non hai potuto sviluppare perché intanto gli adulti ti dicevano che tu eri così esattamente, ti stavano educando, ma non li lasciavano esprimere. Oggi noi incontriamo, è una cosa incredibile, lo devo dire, io e i colleghi con cui lavoro, per la prima volta negli ultimi anni incontriamo tantissimi ragazzi e ragazze che hanno in mente il funzionamento affettivo, psichico e relazionale del proprio padre, della propria madre, del proprio insegnante, più di quanto il papà, la mamma e l'insegnante abbiano in mente il funzionamento affettivo, relazionale e psichico del proprio interlocutore. È una cosa incredibile, mai successa. Abbiamo ragazzi che hanno un'ansia che è legata alla sensazione di non avere un'identità, cioè in poche parole il soggetto edipico aveva come interlocutore il superio e con la colpa lo elaboravi. Chi è cresciuto nella società narcisistica aveva come interlocutore l'ideale dell'io, un grande sé, che era terribile, un interlocutore straordinariamente esigente, ma comunque poteva fare i conti con questo. Sempre più spesso, già prima della pandemia, la pandemia l'ha solo smascherato in tutta la fragilità nel modo di gestirla, soprattutto del post-pandemia da parte degli adulti, sia a scuola che in famiglia, è stata la rappresentazione e ha veramente sdoganato definitivamente questa società post-narcisistica, dove arrivano ragazzi che hanno in mente l'identità dei propri genitori e insegnanti e non la propria, perché hanno dovuto tenerli a bada attraverso interventi educativi mirati a sentire che stavamo facendo il nostro mestiere bene
e non il loro. Questo passa attraverso quella che è, come dire, una vicenda abbastanza, a mio avviso, scontata, nota a tutti, cioè il fatto che oggi su internet e la pandemia gli adulti abbiano proiettato tutte le proprie fragilità educative e le povertà educative, no? Basta dirlo, è tutta colpa di internet, voi leggete qualsiasi cosa, le carie, c'è una ricerca che dice colpa di internet, lo stupro di Palermo, i videogiochi, a furia di stare in internet sulla pornografia, no? Gli adulti non c'entrano niente, come se internet si fosse diffuso in un altro modo, come se non vivessimo in una società, questo sì che abbiamo creato noi, pornografizzata, dove è caduto qualsiasi confine tra ciò che è un'esperienza intima, privata e un'esperienza pubblica, nella vita di tutti gli adulti che l'hanno costruita, altro che degli adolescenti, come se i ragazzi potessero andare in giro, no? In cortili e giardini che sono stati chiusi non dall'inventore di Fortnite, Call of Duty, GTA 5, Assassin's Creed, TikTok, ma da una cultura adulta che ha praticamente preso il corpo, lo ha messo sotto sequestro, ha chiesto di virtualizzarlo e che ha reso pornografico tutto, perché qui non è un problema solo di educazione all'accesso, non accesso e alla terribile, ovviamente, educazione lasciata in mano ai siti pornografici, ma è un problema della caduta del confine tra ciò che è un'esperienza intima e un'esperienza pubblica. Il fatto che nessuno si vergogni di riprendere i propri figli dagli 0 ai 12 anni per poi dirgli a 12 anni che loro lo schermo non lo devono avere. Per non parlare dei gruppi di WhatsApp dei genitori, che sono quelli che governano l'Italia e dove gli episodi di cyberbullismo sono all'ordine del giorno, visto che i bambini vedono i propri genitori parlare male dell'altro genitore, senti questa che cosa ha detta, e via dicendo. Io ho fatto le mie proposte, le faccio quando vado in audizione, chiamato, ad esempio io ho proposto di rendere obbligatorio l'uso del cellulare a scuola dai 13 anni ai 18 e poi dai 18 ai 30 e rendere invece, impedire l'ingresso ai cellulari a insegnanti e genitori, ma non solo durante la quotidianità, ma davanti al fatto che anche le recite oggi, la fine della scuola all'asilo, sono riprese da tutti, per non parlare della festa che viene fatta all'ultimo anno di quelle che ai miei tempi erano le elementari, dette scuole primarie, dove tutti riprendono, insegnanti compresi, e cosa pensate succeda, ma non per portare l'immagine, cosa succede al clima emotivo di bambini che invece di vedere occhi vedono gente che piange in lacrime riprendendoli, La società che porterà poi, quando sei disperato, a fare delle risse in strada con un cellulare, la società che alimenta, poi ognuno avrà le responsabilità, l'idea che se c'è qualcuno che maltratta un compagno o osa come dire, prevaricare un insegnante, conviene riprendere perché diventerai popolare, vai con le challenge, vai con i selfie estremi. Del resto, cosa vuoi fare? Oggi anche ai funerali, invece di star zitto, se è morto per suicidio una bambina esce, la gente applaude, lancia palloncini e fa fotografie rimuovendo il dolore. Io credo che ci sia una necessità straordinaria, nel libro lo provo a spiegare anche con indicazioni, di smetterla di dire che se noi parliamo di quello che si dovrebbe fare come genitori, per noi è troppo difficile per la scuola, è ora di farlo, se vogliamo davvero svolgere una funzione educativa e formativa importante. È ben noto che non serve più a niente la sera a tavola dire che si ascoltano i figli, perché i figli non parlano perché vedono adulti troppo fragili per tollerare la verità, che sono più intenti a dire fai una settimana detox o spegni il cellulare mezz'ora a tavola, così siamo la bella famiglia, poi tutti a recuperare nella famiglia dopo. Oggi bisogna avere il coraggio di fare le domande giuste, non è detto che un adolescente parli, ma fargli sentire che possiamo chiedergli ogni sera se ha pensato al suicidio. Parlare di suicidio è la prima cosa da fare per abbassare un fattore di rischio. Siamo pieni di incidenti fatti dai ragazzi, sono incidenti mascherati, sono suicidi o comportamenti non difensivi, e noi invece continuiamo a dire che loro non sono responsabili delle loro azioni, gli dobbiamo spiegare che se guidano da drogati o ubriachi si abbassano i riflessi come se non lo sapessero, si può dare un po' di informazione. Il tema è che oggi, se vivi in una società dove l'adulto è più impegnato a svolgere la propria funzione invece che identificarsi con che cosa vuol dire essere un adolescente che vive in questa società, che si deve costruire un futuro in questa società, sentire degli adulti che ti stanno pensando, non stanno pensando alla propria istituzione, sentire che c'è un Ministero dell'Istruzione e del Merito che è rivolto a loro e non al milione di dipendenti del Ministero e ai genitori, che sono quelli che votano mentre i ragazzi non fanno. Sentire che c'è un Ministero della Salute che è attentissimo
a cosa significa oggi aumentare i servizi che da tanti anni di salute mentale non possono star dietro e costringono anche noi del privato sociale a svolgere delle funzioni che sarebbe utile svolgesse molto di più ancora il servizio pubblico. Ne parlerò anche stasera. Un importante neuropsichiatra all'interno di progetti che vengono finanziati da grandi fondazioni in questo momento proprio per sostenere il disagio dei ragazzi. Allora conviene chiedere ai figli se pensano al suicidio, conviene altro che spegnere internet una volta regata e chiedergli come va oggi in internet, costruisci un sistema di crescita in linea con le ricerche e quindi riesci a socializzare o ne fai un uso solitario. Conviene chiedere a un figlio o a una figlia alla sera a tavola, invece di spegnere il cellulare, ma quando ti vedi allo specchio ti vedi brutto o ti vedi bello? Perché se ti vedi brutto siamo nella società dove il corpo erotico e sessuale non conta più per i ragazzi, sapete, è in corso una recessione sessuale senza precedenti, che arriva testimoniata dai dati non solo degli Stati Uniti ma anche italiani. Se ti vedi brutto oggi nella società, secondo me, quindi dovrai fare qualcosa, cercherai di risolvere il problema in modo straordinario, attaccandolo questo corpo o sovraesponendolo in rete con qualche selfie estremo, con qualche operazione di sexting. Noi siamo pronti a parlarne della società che abbiamo creato, alla quale devi vivere e come esprimi il dolore. Non è detto che un adolescente parli, ma lo può fare. Per quanto riguarda la scuola, grazie a Dio si amplificano esperienze di dirigenti e insegnanti veramente devoti alla scuola, che stanno provando. Quando sento dire che chi sta sperimentando nella scuola, le scuole senza voti, che peraltro chiamano così giusto per polemizzare, si chiamano scuole della relazione della responsabilità, che la smettano di alimentare competizione, che rendano più difficile il sistema di valutazione, che è quello che conta, che dare un numero è facilissimo. Sai cosa ci vuole a dire che uno ha preso 3,688 che fa media col 6,782? Ma i sistemi valutativi che servono davvero sono fatti di spiegazione di dove hai fatto schifo e di dove puoi tornare. I più grandi insegnanti che ho avuto nella vita, quelli che mi hanno fatto apprendere di più, e come io penso di valutare, penso di essere molto molto più rigoroso e severo, altro che buonista, di insegnanti che danno numeri. È una valutazione mirata, una valutazione che spiega dove non hai fatto bene, male, perché quello che conta è l'obiettivo. Stiamo creando una scuola dove molti genitori e sempre di più anche i ragazzi vanno solo per portare a casa il malloppo, mentre oggi la scuola è un luogo straordinariamente importante, molto più importante di quando l'ho frequentato io, che mi sottomettevo alla mia insegnante di matematica augurandole atroci sofferenze, molto più importante di quando insegnava alla scuola mia nonna, che era una maestra del paesino del Bresciano. È chiaro che ti sottomettevi a lei perché lei era la detentrice del sapere, e i ritardi degli apprendimenti che potevi accumulare a scuola non li avresti mai recuperati, perché fuori non c'era qualcun ambiente in cui recuperarli attraverso un'educazione, quale può essere oggi il mondo dell'informazione di internet. Non c'erano neanche le Treccani nel paese di mia nonna, quindi o stavi lì o niente. Oggi la scuola è un luogo dove tu attraversi un'esperienza. La pandemia, lo dicevamo, poi quando abbiamo riaperto abbiamo raccolto solo voti e non abbiamo capito questo. Era il luogo più importante perché è un luogo dove sviluppi delle competenze relazionali che vanno al di là delle singole materie e delle singole discipline, e non possiamo averlo come interlocutore solo le singole discipline, visto che la scuola non la possiamo cambiare su questo, ma ben sappiamo che da diversi anni, non solo fuori dalle telecamere, ma chiunque si è succeduto intorno al tema della scuola anche a livello governativo sa che una scuola intorno alle materie, alle singole discipline non ha senso, ma non si può cambiare, e quindi andiamo avanti. Ma questo non toglie che si possa far molto, capendo che quello è un luogo dove si cresce in maniera straordinaria, perché incontri tanti insegnanti, perché incontri tanti ragazzi. Oggi gli studenti italiani sono i migliori studenti di sempre in Italia. Io sento dire il contrario. Perché? Perché quando incontrano un insegnante davvero competente, davvero identificato con loro, davvero che crede all'apprendimento e non al voto, gli raccontano delle cose che nessuno di noi avrebbe mai raccontato a nessun docente di cui non ti fidavi. E non è che è perché si è psicologizzata l'insegnante, è perché sono soggetti che sono cresciuti all'insegna disperata della ricerca di un adulto che gli potesse pensare, far sentire che erano loro al centro,
che gli stiamo costruendo un futuro a loro adeguato, e quindi questo è il tema, no? Se tu sei in adolescenza, già non hai un'identità, incontri degli adulti che in più continuano a dire che stanno facendo per te, se ne fregano di avvicinarti le risorse necessarie, non pensano, non ti mentalizzano rispetto al futuro, è chiaro che il suicidio, che è la forma sempre più diffusa, no? E della quale ci occupiamo, o la sparizione, ragazzi che si ritirano da scuola, drammaticissimo. Io voglio morire difendendo la scuola italiana come esperienza. Mi sembra che chi continua a dire che chi prova ad andare incontro al funzionamento dei ragazzi è un buonista, è qualcuno che non tiene conto di che cosa è successo intorno e che ha pervaso la scuola, e continua a dire ma ai miei tempi il cellulare non entrava. Ah sì, ma ai tuoi tempi ogni quanto tempo ci si divorziava, ai tuoi tempi come si faceva a fare un figlio, ai tuoi tempi i più importanti influencer della moda si chiamavano Christian Dior o Chiara Ferragni, e potrei andare avanti a elencare tutto quello, no? Oggi è incredibile, c'è gente che fa il mio mestiere, anzi lo sapete, siamo qui collegati, lo posso dire, gli unici che vendono nel mio campo più libri di me in questo momento è gente che una volta almeno a settimana, a volte due, fa una qualche diretta e racconta qualcosa in internet. Meglio se dai propri profili social lancia appelli perché ragazzi, perché genitori e insegnanti non facciano usare i social ai ragazzi, che a loro fa male. Ma perché non lo spegniamo? Siamo pronti a fare come ho proposto appunto al vice ministro di Grazia e Giustizia del governo precedente, chiudere con un decreto immediatamente i gruppi di WhatsApp. La scuola è pronta a organizzare dall'1 settembre veri colloqui con tutti i genitori invece di delegare funzioni di questo tipo. No, noi continuiamo a alimentare questo modello e proiettiamo poi sui ragazzi, su una supposta dipendenza da internet, sul male dei social. Oggi si vive in una società on life, io mai mi sarei immaginato, non lo dico io, lo dice il più grande filosofo della scienza, si chiama Luciano Floridi, è italiano e ce lo contende tutto il mondo, non ha più senso parlare di vita reale e vita virtuale. L'unico luogo dove si parla di vita reale e vita virtuale è la scuola, e lì la mamma e l'insegnante improvvisamente vanno d'accordo. Quando si tratta di privare, di togliere a loro, dicendo che li stiamo educando, c'è un grande accordo. Peccato che nel frattempo i ragazzi siano alle prese con una crisi di futuro senza precedenti, un'angoscia pervasiva che noi chiamiamo ansia generalizzata, che non è da prestazione. Provategliela a chiedere a sti ragazzi, ma che cos'è st'ansia? Cos'è? È l'interrogazione? No, è un'ansia, ma che cos'è? È l'ansia di sentirsi soli in mezzo agli altri, è l'ansia di sentirsi che non c'hai un futuro, si chiama angoscia da questo punto di vista per quelli che soffrono. Quindi io credo che oggi lavorare su quella che chiamo un'alfabetizzazione emotiva degli adulti, a partire dall'infanzia, a ritornare a vedere davvero il bambino, a riportare ad alfabetizzare alcuni insegnanti sugli 800.000 ovviamente, che sono 850.000, quanti sono, c'è di tutto come in tutte le famiglie, a vedere che cos'è un bambino che si muove, a ridurre la portata delle nostre fragilità spacciandole per educazione, potrebbe consentire di rimettere al centro qualche speranza del bambino e dell'adolescente. Altrimenti, e questo ci tengo molto a dirlo, continueremo ad avere neuropsichiatrie piene, il nostro lavoro aumenterà, dovrei essere contento, no? Mi dispero ogni volta, anzi so benissimo che i figli, anzi i ragazzi che incontro io tutti vogliono essere amati per quello che sono, dal papà alla mamma e all'insegnante, non da me o dai servizi di neuropsichiatria o da qualche psicoterapeuta. Il problema è se li riusciamo a vedere, il problema è se oggi siamo in grado di fare qualche rinuncia, noi, e rivolgerci davvero ad aggiungere le risorse necessarie, a fargli sentire che c'è un pensiero, c'è una convocazione nell'esperienza scolastica, c'è una responsabilizzazione e non una sorta di sottomissione spacciata per educazione, norme, regole, che sa, è un attimo, ti stiamo educando, i no aiutano a crescere, i limiti e i paletti, e ognuno fa quello che vuole dicendo che lo sta facendo per l'altro. Credo che ci sia molto da fare, nel libro lo provo anche a testimoniare, a partire dalla capacità di ognuno di vedere che i soggetti hanno delle caratteristiche uniche e che si possono sostenere all'interno di una comunità come quella scolastica o come quella familiare, come dicevo prima, per quanto difficile, a patto di mettere davvero al centro il bambino e il futuro dell'adolescente. È finita la storiella che ci siamo raccontati, che i figli crescevano come dei bambini d'oro, viziati, che ci dovevamo pensare noi dopo a dargli i limiti. È finita. Il problema è che sono cresciuti essendo se stessi a modo nostro, e non si può essere se stessi a modo degli altri, perché a un certo punto la necessità in adolescenza di costruire un'identità e un futuro è impellente, senza il quale in adolescenza, se senti che non c'è futuro, senti che nessuno lo sta pensando davvero e ti stanno invece continuamente, mentre tutti i giorni portano
avanti modelli che usano internet, la rete, lo sviluppo di sé, a te li limitano perché a te ti starebbero facendo male. Il problema dei ragazzi di oggi è che senza futuro, come sempre saputo in adolescenza, hai tanto tempo e tanto tempo davanti senza speranze, pensi di morire, di scomparire. Non è facile avere tanto tempo davanti nonostante qualcuno lo pensi, e su questo credo che sia arrivato il momento di poterne parlare. I ragazzi sono pronti, i dati che arrivano dalle ricerche ci dicono che l'aumento dei tentativi di suicidio e di suicidi mascherati è enorme, che le scuole lo sanno perché succede molto spesso a scuola, basta leggere i giornali che ne riportano solo una piccola parte, anche per ragione. Abbiamo solo una necessità: siamo in grado di alfabetizzarci emotivamente, siamo in grado di identificarci con le nuove generazioni, altrimenti andiamo avanti così e continuiamo a dire che è stato internet a renderli stupidi, come se l'avessero inventato lui, e poi ci ha pensato la pandemia. Concludo dicendovi che la pandemia ha consentito a molti ragazzi di dire che stavano male anche prima, ma sa, quando è la pandemia anche la mamma, papà e l'insegnante dicono: vabbè, c'è una pandemia, è colpa di un virus mortale e che gli abbiamo chiuso la vita, noi non c'entriamo niente. Invece credo che gli adulti oggi possano fare molto quotidianamente, a patto di vedere chi hanno davanti, il proprio figlio e il proprio studente. Grazie mille, dottor Lancini, certamente un intervento ricco e denso di spunti, molto strong, qualcuno fa cenno anche dalla nostra sala, è stato apprezzato ed è molto stimolante, però io vorrei passare la parola per un primo commento e magari qualche domanda alla dottoressa Cavallini che è qui con noi oggi. Prego. Senz'altro credo che leggerò il suo libro per approfondire alcune tematiche che lei ha lanciato con un'analisi, vorrei dire, quasi spietata rispetto ad alcuni aspetti e con delle provocazioni anche molto vivaci per quello che riguarda ciò che si fa a scuola. Credo che si debbano tracciare anche, come dire, dei modi, dei metodi, degli strumenti per poter destrutturare e ristrutturare, se è il caso, questa società che è dissociata, questa famiglia che, come dice lei, è dissociata. Dal mio punto di vista, credo che la scuola sia sempre stata e sia il luogo della relazione. Il tema è che per costruire una relazione ci vuole anche un tempo da dedicare alla relazione, quindi se siamo in qualche modo distratti dal dover raggiungere quelli che sono gli obiettivi di apprendimento e quindi il focus diventa l'obiettivo di apprendimento, ci perdiamo alle volte la possibilità di relazionarci con i nostri ragazzi e di ascoltarli. E questo è un dato di fatto. Le posso dire che la mia scuola ha il 20% di alunni con bisogni educativi speciali, che lei giustamente ha detto, e questo è un passaggio che mi è piaciuto molto: non dovremmo parlare di bisogni educativi speciali, ma dovremmo parlare di bisogni educativi normali, perché ciascuno ha il suo. E questa è un po' la filosofia che noi cerchiamo di portare avanti come istituto. Però anche noi adulti abbiamo delle fatiche, perché dobbiamo in qualche modo, adulti educatori intendo, distinguere il ruolo dell'insegnante dal ruolo dell'educatore, dal ruolo di colui che accompagna l'adolescente alla crescita, e non è facile. Lei ha lanciato la provocazione, io ho proposto che i cellulari ci siano sempre e siano utilizzati in ogni momento, però la cosa che le chiedo è come mai questi ragazzi preferiscono usare il cellulare anche durante le ricreazioni invece che relazionarsi con i loro pari. Quindi credo che a questi strumenti si debba aggiungere dopo anche un'educazione, un percorso che permetta loro di comprendere le grandi potenzialità che hanno per conoscere il mondo, per conoscere ciò che non ci è vicino, ma nello stesso tempo che possano essere anche un limite alla relazione. Ecco, se potesse favorire un commento a queste due cose che le ho sottolineato, la ringrazio. No. Le ragioni che ha la scuola di dover, insomma,
Lavoro con la scuola dall'inizio della mia carriera. Guardi, le faccio un esempio. Ogni giorno mi sento spiegare com'è la scuola da qualche dirigente amministrativo e via. Io mi permetto di dire, quante ne ha viste di scuole lei? Tante, perché il tema è essere in una scuola oggi su 41.000 plessi scolastici, non vuol dire conoscere la scuola. Lo dico perché quello che le voglio dire è che ogni scuola ha una sua cultura affettiva, un suo funzionamento che è determinato ovviamente dalle dirigenze, dal territorio, dal tipo di utenza, dalle vicende drammatiche. La scuola è più di una famiglia come cultura affettiva, è unica, anzi, come forse può dire lei meglio di me, io ho incontrato più di migliaia di gruppi classe e le posso garantire che è impressionante perché la scuola è fatta anche da gruppi e quindi tu entri in una classe 2 ore, entri in 2 ore dopo in una classe a fianco, stessa scuola, stessa utenza ed entri in due mondi diversissimi perché il gruppo è sempre una vicenda complicatissima e dipende anche dal consiglio di classe, come lei sa meglio di me, e quindi ci sono climi diversissimi, ma è un gruppo ad alta densità affettiva. Questo per dire che il fatto che poi la scuola sia oberata di richieste, però quello che provo a dire, che lei giustamente sente anche come provocazione, ma non è una provocazione, è che come vede parliamo sempre delle nostre difficoltà e le conosco e non è che non le riconosco, se vuole inizio anche a raccontare le mie, quelle come genitore, le contraddizioni che mi abitano, quindi ci siamo dentro tutti, davvero per questo l'ho detto all'inizio, spero sia chiaro, non è un'accusa, è un'idea è che dobbiamo sempre di più spostarci a dire che a loro, io lo dico sempre ai dirigenti con cui lavoro, non siamo in grado perché siamo oberati, diciamo, ti chiediamo scusa, noi sappiamo che scuola dovremmo fare per te, ma siccome non la possiamo fare perché siamo richieste, non è che ti diciamo allora ti boccio, ti vado a alimentare la dispersione, ti do un modello di scuola perché è quello lì che è sbagliato, che sanno tutti, e va, gli dici guarda scusa non lo possiamo fare, faremo il meglio possibile, lo dico perché sa meglio di me che anche parlo delle bocciature ma non tanto, negli istituti professionali 2017-2019 il Ministero si è trovato a fare una mini riforma dicendo almeno, non lo dice esplicitamente ma lei immagino sa meglio di me, non me li bocciate il primo anno che questi si disperdono, dopo abbiamo dei costi sociali se ve ne frega di loro che per di più finiscono malissimo. Quindi abbiamo un tema proprio dove la scuola, per me, questo volevo dire, è al centro della questione. Quando c'è stata una pandemia diceva che dovevamo ricostruire il paese, lei sa meglio di me che quando abbiamo riaperto le scuole in alcune scuole i ragazzi sono stati interrogati, come una dirigente scolastica come lei mi ha chiamato insieme a tanti altri con cui lavoro e mi ha detto ma cosa stiamo facendo? I miei professori fanno la raccolta punti perché dovevamo portare a casa i voti, parlo dell'aprile e il maggio dopo la pandemia, 15 in alcune scuole, dai 15 interrogazioni e compiti in classe non poche perché bisognava invece di parlare della morte, del senso della vita. La scuola è il luogo dove internet dovrebbe esserci, non perché stiano collegati, e qui mi ricollego a quello che dice lei, perché non penso che internet acceso significa tutto il giorno, anzi me ne frega niente neanche della scuola digitale che può essere. È un tema di educarli al mondo dove siamo e di organizzare delle alternative. Internet, e su questo permetta di dissentire perché glielo dice un anti-internet, non è uno strumento da insegnare. Internet è la vita oggi. Non c'è distinzione. Se vuole l'elenco qualsiasi editoria, mi dica un settore, un campo, dalla televisione, tutti vivono dentro l'intrecciarsi di queste esperienze che governano tutto. Quindi non è un problema che tu puoi educare all'uso di uno strumento. Questo si pensava all'inizio. Internet c'è la vita reale o vita virtuale. Internet è uno strumento, come il coltello. Se ci tagli la pizza bene, se accoltelli qualcuno. Io su questa visione, perché me l'hanno insegnata, non io che non mi intendo, ma i filosofi della scienza, no? Lo strumento è il device. Se lo tiri in testa a un tuo compagno di classe l'hai usato male, se ci parli. È un problema di vita che abbiamo costruito di questo tipo, da questo punto di vista. E ahimè quello che voglio sottolineare è che il sequestro del cellulare, il non collegare internet è diventato dopo la pandemia ancora una volta il luogo sul quale ci siamo riversati e sul quale ahimè anche una comunicazione mass mediatica, alcune decisioni adulte secondo me scellerate hanno riportato l'attenzione della scuola. Guardi che le ricordo che la povertà educativa è povertà digitale. Non è che nei luoghi dove non c'è internet perché non c'è il ritiro sociale o nei luoghi dove non c'è il cibo perché c'è l'anoressia, noi non portiamo il cibo e internet per aiutare quella gente, quei poveri bambini ad avere un futuro in questa società che abbiamo creato. Perché tanto non hanno. Certo che la società dell'ipercollegamento contribuisce a creare disagi, certo che la società dell'abbondanza di cibo crea, queste sono le nostre culture. Detto questo, io credo che sia molto importante avere in mente che oggi la scuola è il luogo dove i ragazzi passano più tempo in relazione, perché nessuno oggi appunto nella società dell'iperconnessione passa 6 ore.
e quindi è il luogo più importante dove costruire modelli di crescita e via dicendo. Non è un problema di strumenti internet, è un problema di adulti competenti, identificati, capaci di offrire, come sa meglio di me. In questo è cambiato il ruolo del dirigente scolastico, non è più quello da cui invii il ragazzo che deve temere, ma vai dal dirigente, vai al dirigente quelli che ti capiscono di più. Insomma, io formo anche i dirigenti messi in ruolo, penso che e mi sono identificato. Il problema che hanno molte dirigenze che capiscono benissimo la funzione e cose è che non possono portare a regime alcune cose che vorrebbero fare, perché lei lo sa meglio di me, è gestire 120 insegnanti se sei un istituto di secondo grado, che vuol dire 1000 volte 900 studenti, quindi vuol dire quasi 4.000 genitori, cioè stiamo parlando di una comunità. Guardi, le faccio un esempio per dire, c'è un dirigente che sta andando in pensione famosissimo a Milano perché ha fatto il preside per tanti anni in tante scuole, di cui negli ultimi decenni una importantissima, un liceo importantissimo. Prima di andare in pensione ha detto, conosco anche personalmente, la scuola italiana mi ha dato tantissimo, un'esperienza umana senza precedenti, lei lo sa meglio di me, incontri con persone, c'ho un solo grande pentimento, ho una mancanza, non aver potuto sperimentare la scuola senza voti. Sa quanti dirigenti fanno questa dichiarazione a 15 giorni dalla fine della propria carriera? Perché se lo facessero a 6 mesi o un anno avrebbero l'assalto del 70% dei propri docenti, del 70% dei genitori. Non lo potrebbero neanche dire dai guai che hanno, quanti me lo dicono. Io la vedo così. Penso che sia arrivato il momento di mettere al centro i ragazzi. Se lo riusciamo a fare, abbiamo un ruolo, una funzione con il funzionamento di ragazzi che ti seguono. Dopodiché sa, se uno mette la faccia di caucciù davanti all'insegnante e non lo ascolta o sta su internet, a me non me ne frega niente. Il problema è che non ascolta, non è dentro il coinvolgimento e la partecipazione, sta perdendo la più grande esperienza di crescita, l'incontro con tanti compagni e via. Le dico un'altra cosa perché ci tengo, io sto lavorando su questo, il futuro della scuola è andare a prendere i ragazzi fuori, abituiamoci, ma non solo quelli dei quartieri, come sappiamo, disagiati, dove dirigenti straordinari lo fanno da tempo, andando a tirar fuori i ragazzi che non vanno a scuola perché le famiglie, proprio perché abbiamo una diaspora dei ragazzi, lo dicono i dati, senza precedenti. Noi abbiamo ragazzi oggi che preferiscono stare a casa in internet perché pensano che sia più utile che andare a scuola, è un dramma, è un vero dramma. Abbiamo una dispersione scolastica che ci vede, come lei sa, a Malta, insomma, e usciranno altri dati. Cosa facciamo? Io credo che il futuro sarà quello. Se noi continuiamo, ad esempio, col fenomeno del ritiro, a pensare che chi non va a scuola non potrà raggiungere gli obiettivi, siamo miopi. Il futuro della scuola è già, io faccio parte di diverse iniziative, la psichiatria, è andare a capire che scuola ci vorrà quando dovremo andare anche dai ritirati, raggiungerli in altro modo, inventarci qualche cosa, perché sempre meno ragazzi verranno a scuola davanti a tante questioni e siamo solo all'inizio e quindi lo dobbiamo contrastare e mentre lo contrastiamo dobbiamo anche raggiungerli, se no aumentiamo la dispersione scolastica, che lei sa che è un vero disastro. Un ragazzo che non è a scuola sa dov'è mediamente? In famiglia, che è un posto in adolescenza molto peggio della scuola, o in altri posti ancora peggiori, dette case circondariali, strade, devianza. La scuola, questo. Se ha in mente quella scuola, se ha in mente un'altra scuola, che solo chi si sottomette può fare via, avremo una dispersione, ma questo non credo sia un bene per la nostra società. I ragazzi fuori da scuola non stanno bene. Grazie professore, abbiamo molti commenti e domande anche da internet, ringraziamo tutte le persone che stanno interagendo come nostro auspicio, forse non riusciremo a dare lettura a tutti i commenti che sono tutti di apprezzamento, ne leggo solo qualcuno. C'è anche una mamma che dice grazie professore, felicissima di averla ascoltata, sono una mamma in grande difficoltà con mio figlio di 18 anni che non vede il suo futuro e ha lasciato la scuola. Quindi purtroppo queste cose che lei cita come dati sono anche vicine a noi e toccano la sensibilità di molte persone, perché queste cose anche noi come educatori le incontriamo tutti i giorni. Gli altri commenti sono tutti entusiastici, gliene leggo solo qualcuno. Meraviglioso intervento, da educatrice condivido ogni parola. Fernanda da Facebook: professore, è sempre un piacere ascoltarla, parlare di adolescenti e adulti con tanta lucidità e chiarezza. Ammiro anche il suo approccio critico alla scuola e il suo sguardo esperto. Paola, che ci ha scritto su YouTube, ce ne sono molti altri su questo tema. Segno che forse anche da parte degli adulti c'è fame di verità, di schiettezza e di chiarezza.
E poi ci sono anche delle domande, e questa che sembra una domanda forse retorica, perché dice: bisognerebbe a suo parere quindi che i docenti di ogni ordine e grado fossero delle persone innanzitutto risolte prima di fare questo lavoro. Adesso evidentemente il termine risolto è molto ampio e complesso, ma ci sembra che la risposta sia nella domanda stessa. Invece le girerei questa, insegnante di scuola dell'infanzia, che Francesca scrive su Facebook, chiede: come possiamo noi insegnanti accompagnare le famiglie, quali aspetti o consigli di base possiamo offrire alle famiglie, visto che è anche quanto indicato nei documenti orientativi del Ministero, cioè accogliere i bambini e i loro adulti di riferimento. Cioè le maestre chiedono: ma noi concretamente questa cosa come possiamo farla? Come possiamo accogliere anche gli adulti di riferimento di questi bambini? Beh, innanzitutto riprendo l'aspetto, spero di essere stato chiaro. La mia, chiunque, ringrazio chi mi apprezza, chiunque, almeno quelli che ho incontrato che hanno letto il mio libro hanno compreso, e forse lo spiega meglio il libro del mio tono, che questo è un appello a noi adulti, in cui sono dentro delle contraddizioni che vivo anch'io come padre. Non è un'accusa, però non è più possibile continuare a pensare che il problema di questi ragazzi è rappresentato da internet, anche se fosse, che cosa vogliamo fare noi. Cioè questo tema, quindi voglio essere chiaro, la scuola, così, e poi rispondo anche a questa domanda, l'ho detto prima, la scuola, guarda, diciamolo, visto che diciamo, ma lei non sa quanta gente incontro io che fa il mio mestiere ed è fuori di testa, altri bravissimi. Si immagini se non ci sono dei fuori di testa nel corpo docente dell'azienda più grande d'Italia. Credo che i dipendenti più del Ministero siano 1 milione, cioè stiamo parlando di uno su più del Pentagono di sicuro, come dicono tutti. Immagini quante realtà complesse da organizzare. Anche questa cosa che si continua a dire, che tu l'insegnante lo dovresti rispettare comunque, è una bellissima parola, ma mentre la dice il genitore non ci crede neanche lui davanti a una società dove tutti criticano tutti quanti, davanti a dove, ma altro che... Quindi è un tema oggi di, come diceva la dirigente prima, di puntare molto sulla relazione. In questo senso io credo che l'alleanza tra scuola e famiglia andrebbe costituita. Ci immagini, appunto, non ci si risolve tutta la vita, non è che si può risolvere, però è indubbio che bisognerebbe ragionare moltissimo su qual è la funzione e il ruolo. Certamente si dice da anni, ma in questo è entrato sulla formazione di un docente oggi, ma finché poi al centro c'è la materia e non c'è l'acquisizione anche di valutazioni di competenze di altro tipo che servono, capisco che poi alla fine i docenti siano chiamati per forza a fare le riunioni per materia, ma non è questo l'aspetto centrale. Detto questo, io credo che la relazione della scuola-famiglia sia davvero un elemento fondamentale. Non so se e come in questa diatriba, no, in cui sotto appunto la famiglia critica in ogni tanto la scuola, ma soprattutto la scuola critica la famiglia e l'impresentabilità, come costruirla questa alleanza. Allora, rispetto alla domanda che fa l'insegnante, il tema è come costruirla all'interno di quella cultura scolastica. Io su questo davvero credo che l'unica possibilità sia legata a dirigenti e una parte del corpo docente illuminata che sappia leggere quel territorio. Io non è che non voglio dare consigli, ma le pare che posso dare consigli? So benissimo cosa potrei dire se volessi dirlo, ma non lo voglio dire, infatti non vado neanche ai consigli di classe nella scuola dove va mio figlio, che un po' conosco, o scuole che conosco e a cui invece do una mano, ma dentro ogni istituzione, come quella della dirigente che è presente che non conosco, si figuri se... Intendo dire, se parliamo di scuola hai un panorama e quindi hai visto tante possibilità, è chiaro che poi dopo le devi riuscire a calibrare all'interno del funzionamento di quella realtà. E quella realtà è unica. Guarda, vi dico una cosa, noi abbiamo in qualche modo a che fare con tutti i licei classici di Milano. Uno dice, se al liceo classico di Milano mi creda entrare nei 5 licei classici o 6 di Milano, entrare in 6 mondi diversi, e sono licei classici dentro la cerchia di Milano, a distanza di pochi chilometri, in alcuni casi centinaia di metri l'uno dall'altro. Ci crede che è entrare in mondi diversi? Allora, su questo io dico, capisco che la gente ha bisogno oggi della formula e fa benissimo, come scrivo nel libro, lo dico anche, se vogliamo chiedere le formule non le chiediamo agli psicologi e psicoterapeuti, che a me questi che vanno in giro a dire qual è l'età esatta in cui regalare il cellulare a un bambino come se a 11 anni, 7 mesi marturassero tutti assieme che chi è a scuola. Cioè bisogna ragionare sul soggetto, sulla complessità, e la complessità implica capacità relazionale di mettere in atto. Comunque, il mio sogno è che si chiudano i gruppi di WhatsApp,
La smettiamo di eleggere dei rappresentanti di classe di WhatsApp, che di solito tra l'altro lo fanno per portare a casa il voto e il malloppo del proprio figlio, di solito sono sempre quelli, dicono che lo fanno per gli altri, si sacrificano ma sperano di averne dei vantaggi, e organizziamo dall'1 settembre, io vorrei avere un calendario, qui lo dico, sono registrato, un calendario di quando sono gli incontri da qui alla fine dell'anno in cui io posso incontrare i genitori, gli insegnanti, dare spazio alla relazione scuola-famiglia, fare davvero quello che è ricostruire una comunità educante. Al punto che vado in giro per l'Italia a farlo, ma non perché ne ho bisogno io, non che faccio bravo, parlo di questo. Eppure, lei lo sa meglio di me perché ne abbiamo parlato più volte, io andando in giro per l'Italia parlo del mio libro, invece se mi mettessi stasera, invece di andare domani a Bologna, vai in giro per l'Italia, a ballare a petto nudo su TikTok o Instagram col mio libro in mano, e facendo vedere mio figlio e qualche flessione, e ogni tanto insultando qualcuno, o facendo un video ogni 5 minuti, avrei il libro che vende molto di più, anzi sarebbe nei primi 10 o 20 in classifica su Amazon, ci arriva con dei passaggi a Radio 24 o a Rai 3, si figuri se tutti i giorni la facessi grossa come abbiamo insegnato, oggi chi la fa più grossa e la dice di più. Siamo in una società di questo tipo, alimenta questa cultura e poi guarda i ragazzi, in questo è dissociata, bisogna che ci mettiamo d'accordo. Quindi se conta, insegniamolo, io non ho vergogna di dirlo, vedo il successo di gente che è nata facendo i comunicatori e gli influencer e oggi sono psicologi e psicoterapeuti di una fama pazzesca, convocati a convegni da tutte le parti. Io non mi scandalizzo, vado dai miei studenti di psicologia e dico dovete fare gli influencer, gli insegno perché io ho a cuore il loro futuro. Così come ho a cuore il futuro della categoria degli psicologi, lo faccio, se ci sono psicologi non entrate nelle classi a fare prevenzione del cyberbullismo se non si coinvolgono gli adulti. Voi andate a raccontare la favoletta che loro non devono essere dei cyberbulli e loro vanno a casa e ogni giorno vedono che i genitori sono cyberbulli secondo la scienza del cyberbullismo, cioè parlano male sempre dello stesso insegnante, dello stesso genitore, a volte anche dell'insegnante, per carità, prevaricazioni. Allora su questo bisogna iniziare a avere a cuore il futuro, ognuno lo faccia a proprio modo. Io alle scuole di specialità, agli insegnanti di psicologia dico guardate, io vi insegno la materia come so io, non vi posso insegnare, fate bene, ma infatti già loro lo sanno e a volte pensi che io vado in università e mi dico ma lei dice le stesse cose che dice quell'influencer o quella influencer e sembra che ovviamente sono io che l'ho copiata. Pensi come viviamo, ho copiato lui. Questa è la società odierna e diventa famosa. Quindi io voglio che il futuro degli psicologi sia questo. Se è questo il mondo, è questo dovrebbe pensare la scuola. Non mettersi tutti le mani nei capelli e intanto continuare a alimentare quel mondo. Allora su questo, purtroppo, ve lo dico, perché è proprio vero, i ragazzi non solo non ci contestano, ma abbiamo visto aumentare facendo così il potere orientativo di influencer, youtuber, internet e dei coetanei, e le agenzie educative come la scuola e la famiglia perdono continuamente credibilità dicendo che lo stanno contrastando, mentre ogni giorno non è vero, con le proprie scelte, con i propri acquisti, col proprio modo di comportarsi. Quindi dipende da cosa vogliamo dire. Se vogliamo cambiare la società partiamo in manifestazione. Se lei mi parla, e lo dico anche all'insegnante, come costruiamo nella nostra micro società quello che ci sembra giusto per il futuro dei nostri figli e studenti. Se noi convochiamo dei genitori che già sono in difficoltà, gli diciamo ma voi non fate niente, gli abbiamo fatto il mazzo e questi vanno a casa e fanno il mazzo al figlio, non è che abbiamo dato una mano al figlio, abbiamo fatto per noi il nostro bel mestiere. Identificarsi con le nuove generazioni. Io agli psicologi dico guarda sì, ascolta le mie materie ma hai ragione, guarda molti questi youtuber influencer che stanno successo e tra un po' insegneranno in tutte le università e già succede e saranno delle star dei convegni perché portano un sacco di gente ai convegni. Ma come? Non hanno, ma è così, è la società che abbiamo creato, inizia a farti una cultura. Se non saprai comunicare in internet i tuoi contenuti, il tuo progetto culturale, oltre che i tuoi prodotti, venderanno meno. Questa è la società dove vivere. Ma è così difficile, come lo faccio io agli psicologi e ai futuri specializzandi che vedono questo, se non glielo dicessi mi direbbero che sono fuori di testa, diglielo anche agli studenti, costruire queste alleanze. Dobbiamo deciderci, non è che possiamo muoverci ogni giorno con dei comportamenti, si chiamano modelli di identificazione. Non possiamo continuamente dire che noi fotografiamo invece che Piazza del Duomo, la Cappella del Scrovegno, credo che non li facciano entrare, spero i cellulari. Comunque se li fanno entrare c'è sempre te e te ne freghi dietro, ci sei sempre tu davanti, tutti che fotografano, insegnanti compresi gli spritz, però dopo se uno dice ma possiamo guardare internet per fare le prove di valutazione? No, tu stai copiando e noi siamo autorevoli. Non funziona, facciamolo, ma non funziona. Non funziona né facendo arrabbiare i ragazzi né facendogli sentire che si devono rivolgere a noi.
Quindi quelli che stanno male attaccano loro, gli altri si rivolgono al gruppo dei coetanei, alla rete, a internet, che continuano a aumentare il loro potere orientativo. Stanno arrivando ancora tantissimi commenti, il termine più ricorrente è lucidità, riferito al suo intervento, quindi noi speriamo veramente di aver contribuito ad aumentare la chiarezza e la lucidità degli adulti che ci ascoltano. Se lei è disponibile per una ultima risposta, un'ultima domanda, abbiamo Benedetta che ci scrive dicendo: sono una psicologa, vorrei chiedere al dottor Lancini ma come si fa, punto di domanda. Può raccontarci qualche esperienza concreta, reale, di cambiamento che lei è riuscito ad apportare nell'aiuto a qualcuno di questi ragazzi in difficoltà? Cioè come si lavora a livello anche clinico poi per aiutarli a ricostruire? Ma innanzitutto ci tengo a dire che conosco scuole che hanno risultati, nel libro ne parlo, cioè non solo nella clinica, cioè quando le comunità si muovono, quando si costruiscono alleanze, quando si prova a creare una identificazione con i ragazzi, io credo che esista nel nostro ruolo sia affettivo, materno e paterno, sia nel nostro ruolo docente, educatori, psicologi, una grande, per chi fa sto mestiere, desiderio anche di aiutarli a costruirsi un futuro. E molti ragazzi, come sanno i dirigenti, come scolastici, come sanno anche gli insegnanti, magari in quel momento non sembrano, ma dopo anni ti richiameranno, cioè quel modello, quell'attenzione, quell'averlo pensato rimane in questi ruoli. Come aiutiamo i ragazzi? Potrei raccontare tante storie, sa, le storie sono complicate da raccontare mascherandole clinicamente, però diciamo che in questi anni abbiamo scoperto ad esempio che con molti ragazzi ritirati a volte tornare a scuola non lo possono fare, quindi è importante costruire per un buono psicoterapeuta una rete con delle scuole pubbliche che aiutino la promozione e aiutino a raggiungere gli obiettivi fino alla maturità i ragazzi ritirati. Altrimenti, se non troveremo scuole nel territorio, cosa succede? Succede che i genitori che possono permetterselo prendono il titolo da qualche parte e dopo incontrerai dei ragazzi, a me è capitato, che sono migliori studenti di psicologia e non sono mai andati a scuola, perché oggi i ritardi degli apprendimenti, alcuni che hanno frequentato 6 mesi delle scuole secondarie si laureano in 110 in ingegneria, non solo alla triennale ma anche alla specialistica e lode, facendo esami. Cioè oggi bisogna avere in mente che l'esperienza di aiutare il soggetto a raggiungere l'obiettivo più a una rete intorno ragionevole, o più come al solito le famiglie che stanno meglio potranno aiutare di più a raggiungere certi obiettivi, che non sono obiettivi per essere promosso, sono obiettivi che ti danno un'idea di futuro, perché un ragazzo ritirato che non prende la maturità. Guardi, i ragazzi ritirati più gravi che ho incontrato io non hanno preso la maturità e non usano internet. Questo. Quindi uno dei temi, uno dei punti oggi è chiedere, per questo dico ai ragazzi cosa fanno in internet, non è chiedere cosa fanno in internet, cosa fanno nella vita. Chi si interessa come pazienti, figli, studenti alle scelte virtuali, non ha capito che attraverso questo i ragazzi parlano di sé, esattamente come una volta parlavano di sé attraverso il sesso, che non fanno più, o il motorino, che è sparito secondo i dati di vendita, come sappiamo, nelle giovani generazioni. Quindi le storie riguardano questo. Per farlo, nel mio mestiere, noi abbiamo un convincimento: devi coinvolgere in primis i genitori pensandoli come coterapeuti, non convocati come fossi uno psicoterapeuta o nel caso un insegnante che sgrida, ma che costruisce un'alleanza rispetto all'obiettivo. E ahimè è molto difficile far passare questa cultura. Nella clinica forse ci riusciamo, in alcune scuole si fa più fatica, e coinvolgendo l'istituzione scolastica, come dicevo prima. Quindi senza un'alleanza tra adulti, la prima risposta, è difficile aiutare un ragazzo. Ci manca lo psicologo che salva il ragazzo da chi? I ragazzi vogliono andare a scuola, vogliono essere amati dai genitori, hanno bisogno che siano sostenuti, raccogliere le rappresentazioni. Questo implica identificazioni multiple. Questi sono i consigli che posso fare. Ahimè, l'ho detto prima, il tema di ragazzi che oggi hanno più in mente il funzionamento affettivo dei genitori e degli insegnanti, di quanto poi i genitori e gli insegnanti l'abbiano, ci costringe a volte ad aiutare papà, mamma e anche gli insegnanti a dire: ma lei, invece di parlare di sé, dicendo che è difficile, che le cose... ma ha capito il significato, il senso, e non è psicologia, del suo comportamento? No. Lo sa meglio di me, lo sanno anche gli insegnanti, i genitori. Non è che uno che è in internet è la stessa cosa, il disturbo alimentare, sono tutti uguali. Qual è il significato di un bambino che non sta fermo a scuola? Conviene dargli la nota così capirà o no? Conviene mettere un sacco di sabbia da 2 chili sulle spalle del colui che ha un deficit attentivo e di apprendimento, come è stato fatto in alcune esperienze in Germania? Pensi che i bambini erano felicissimi, tutti erano felici, l'insegnante era felice, lui non si muoveva con 2 chili sulla sabbia, era meno iperattivo. I genitori, nello zaretto, i genitori erano
ancora più contenti perché la maestra era contenta e lui anche, cioè, sono tutti contenti gli adulti, 2 chili di sabbia sulla spalla. Non sarebbe meglio farlo alzare ogni tanto e provare a essere più interessanti in modo che si annoi meno e non faccia? Sa, il tema è sempre quello, che cosa intendiamo con autorevolezza? È finita per me l'epoca in cui l'autorevolezza passa attraverso la favoletta dei no, dei limiti, dei paletti e del sequestro, passa attraverso delle rinunce da parte degli adulti ed è un lavoro più complicato ma che dà grande soddisfazione. Noi abbiamo dovuto rinunciare come psicanalisti dell'adolescenza a dei modelli carissimi, si è iniziati col lettino che la gente aveva e si capiva che non serviva al ragazzo, si è passati al coinvolgimento dei genitori mentre qualcuno pensava che si potesse isolare. Ognuno nella propria pratica può mettere in atto trasformazioni, chiamiamole di un setting, che tenga conto del contesto ma che tenga conto dell'obiettivo, e credo che l'obiettivo sia aiutare i ragazzi a sentire che hanno un futuro. Un lavoro complicato ma che dà grande soddisfazione, quindi rilanciamo con questa frase a tutte le persone che ci ascoltano, a cui speriamo veramente, anzi siamo certi di aver dato un contributo con l'intervento di Matteo Lancini. Ancora una volta grazie professore per aver aderito alla nostra iniziativa, per aver portato il suo prezioso contributo. Il Comune, io ringrazio naturalmente anche la dottoressa Letizia Cavallini che ha partecipato attivamente a questo incontro, grazie alle persone che sono presenti in sala, anche se da casa non si vedono, grazie a tutte le persone che si sono collegate. Il Comune di Vittorio Veneto, assessorato alle politiche scolastiche, vi ringrazia ancora una volta per aver partecipato, vi invitiamo ai prossimi appuntamenti che vi ricordiamo sono tutti gratuiti, li trovate sempre sul sito www.educhiamocivittorioveneto.it. Vi aspettiamo per i prossimi incontri. Il successivo a questo che si sta concludendo avverrà questa sera alle ore 20:30 con la dottoressa Luca Angeli, un incontro a cui la dottoressa parteciperà qui in presenza dall'Aula Magna della Scuola da Ponte di Vittorio Veneto. Il titolo dell'incontro è Oltre la paura, un viaggio di conoscenza. Quindi vi aspettiamo. Ancora grazie professor Lancini, grazie a tutti. Grazie a tutti e a tutte. Arrivederci e buona continuazione di programma Educhiamoci, giornate per l'educazione.